Oggi faremo un ripasso del periodo neolitico. Questa fase storica appartiene all'era quaternaria, in questa era puntare l'uomo sulla terra. E all'interno dell'era quaternaria possiamo distinguere la fase della preistoria da quella della storia. La preistoria iniziò 2000 anni fa e arrivò fino a 5000 anni fa, momento in cui viene inventata la scrittura e iniziò quindi il periodo della storia. La preistoria può essere suddivisa in due periodi, il periodo paleolitico e il periodo neolitico. Nel periodo paleolitico gli uomini lavoravano la pietra in maniera scheggiata e grossolana. Questa fase storica va da 2000 anni fa fino a 10.000 anni fa. Successivamente l'uomo imparò a lavorare la pietra in maniera più raffinata e appunto da questa tecnica di lavorazione più fine la pietra nuova deve il nome alla fase successiva, ovvero al periodo neolitico. Nel periodo neolitico lo stile di vita cambiò molto, infatti gli uomini da nomadi divennero sedentari perché agricoltori e allevatori. In questo periodo del Neolitico le case venivano costruite utilizzando fango, mattoni argilla, paglia ed erano case senza porte. In prossimità delle paludi vennero edificate delle palafitte, ovvero delle abitazioni sorrette dei pali conficcati nel terreno. I villaggi si posizionavano sempre in prossimità di corsi d'acqua, i quali erano funzionali all'approvvigionamento dell'acqua per gli animali, per le persone o per irrigare i campi. Nei villaggi all'interno era possibile trovare dei forni e dei granai. I forni servivano per cuocere, far fondere l'argilla e i metalli, mentre i granai servivano per conservare i cibi o le sementi. In questa fase storica le donne cominciarono a filare la lana degli animali e a tessere delle fibre vegetali, cominciando quindi a confezionare i primi primordiali abiti. L'alimentazione aumentò come quantità e anche come qualità di cibi, in quanto l'agricoltura e l'allevamento permisero di avere una maggior quantità di cibo a disposizione in modo tale che la popolazione potesse quindi espandersi come numero e soffrire meno del problema della carestia. E l'alimentazione poi comprese oltre ai prodotti agricoli anche quelli che venivano dall'allevamento oltre che dalla caccia. La pietra lavorata in maniera fine poté essere quindi sfruttata per la costruzione di archi, frecce e lance utilizzati per la caccia e per la pesca. Vennero creati poi nuovi strumenti per l'agricoltura, come ad esempio le zappe in pietra e di legno per lavorare il terreno, gli aratri per tracciare gli solchi sulla terra, i falcetti per recidere le messi o delle macine di pietra che servivano per schiacciare dei chicchi di cereali dai quali ricavare poi delle farine. L'agricoltura nacque quindi circa 10.000 anni fa e permise quindi un sostanziale miglioramento dello stile di vita, come anche l'allevamento. Inizialmente il primo animale allevato fu il cane, poi pecore, capre e mucche furono successivamente accolte all'interno dei villaggi per essere anche questi allevati e permisero quindi di ottenere carne, latte, uova, pelli da questi appunto animali. All'interno del villaggio venne creata quindi una prima divisione dei lavori, alcuni si dedicarono alla terra appunto, divenendo contadini, agricoltori, altri artigiani, dedicandosi quindi alla realizzazione di ceste, di contenitori di argilla. Le donne si dedicarono alla filatura, alla tessitura della lana e di altre fibre dalle quali ottenere dei tessuti. Alcuni divennero mercanti, ovvero si occuparono di scambiare le merci all'interno del villaggio attraverso una primordiale forma di scambio chiamata baratto. Se ad esempio un agricoltore aveva dei prodotti agricoli in eccesso, poteva affidarli a un mercante in modo tale che ricevesse in cambio dei prodotti realizzati da un artigiano e questa forma di scambio si chiamava appunto baratto.
I metalli vennero scoperti nel Neolitico e in questa fase storica videro gli uomini che scaldando queste pietre ad alta temperatura passavano dallo stato solido a quello liquido e quando poi si raffreddavano riuscivano a ricevere dall'uomo, dal fabbro, una forma tale che poteva divenire un utensile, poteva divenire un'arma. I metalli furono quindi sfruttati dal Neolitico in avanti. Il primo metallo utilizzato fu il rame, unendo il rame con lo stagno si ottenne il bronzo e solo in un successivo momento l'uomo imparò a utilizzare il ferro, il quale rappresentò un metallo ancora più resistente. All'interno del villaggio veniva a configurarsi una primordiale organizzazione sociale con la suddivisione dei compiti ma anche con la condivisione di regole. Le decisioni più importanti venivano prese dai capi famiglia, i quali si riunivano e stabilivano che cosa fare, e questa collaborazione tra le varie famiglie fece sì che la comunità si cominciasse a configurare come un nucleo di persone che condividevano le stesse abitudini, la stessa lingua e anche le stesse regole. In questa fase storica ebbe una grande espansione anche l'arte attraverso dei nuovi materiali come la ceramica e i metalli che permisero quindi la creazione di nuovi oggetti con nuove forme artistiche. Continuarono ad essere create delle statue in pietra, ceramica, osso e forno, come già in paleolitico avveniva. I vasi realizzati erano sempre più belli e sempre più decorati e vennero creati anche dei gioielli. Continuarono ad essere prodotte delle pitture rupestri e dei graffiti su delle pareti rocciose, le quali ora non raffiguravano solo scene di caccia, ma anche scene di vita quotidiana oppure di riti propiziatori. La religione rivestiva infatti un ruolo importante e nel Neolitico cominciarono ad essere edificati dei monumenti per l'adorazione degli dei. Infatti gli uomini adoravano la luna, le forze della natura, ma anche i loro antenati. I morti cominciarono ad essere seppelliti nei cimiteri, i quali venivano segnalati mediante delle gigantesche pietre. Quando disposte verticalmente queste assumevano la dicitura di menhir, invece i dolmen rappresentavano un'altra forma di sepoltura costituita da due pietre o più pietre disposte in senso verticale e sormontate da una orizzontale. Fondamentale fu l'invenzione della scrittura. Questo avvenne in Mesopotamia 5.000 anni fa e da questo momento storico gli studiosi hanno potuto attingere per ricostruire il passato a dei documenti scritti, a delle fonti storiche scritte. La nascita della scrittura è imputabile all'importanza del commercio che stava emergendo appunto alla fine del periodo neolitico. I mercanti avevano necessità di appuntarsi, di annotare le merci che compravano e le merci che vendevano e quindi cominciarono su delle tavolette d'argilla a praticare dei segni, dei disegni chiamati pittogrammi. In un secondo momento la necessità di essere più veloci nell'annotazione fece sì che i pittogrammi fossero sostituiti da una scrittura molto semplice costituita da dei cunei e questa scrittura verrà chiamata cuneiforme. Qui comincerà però un nuovo viaggio che affronteremo insieme in classe quarta alla scoperta delle prime affascinanti civiltà organizzate che diedero origine alla storia dell'umanità sul nostro pianeta. Vi ringrazio per l'attenzione e buono studio. A presto.